Solo 6 partite rimaste, un calendario che sembra un vero e proprio labirinto, una situazione di classifica grottesca che era verosimilmente impronosticabile all'inizio stagione e un destino incerto, ancora tutto da scrivere. La tensione è palpabile, la paura, i timori iniziano ovviamente a comparire. La cosa più importante è però in questa situazione delicata non fare calcoli ma focalizzarsi sulla partita e non cadere in nervosismi inutili per riprendersi la fiducia con l'unico obiettivo auspicabile, la vittoria. Amici sportivi, appassionati di futsal, buon pomeriggio dal Palaciconia da Alberto Bazzerla per seguire insieme Came Treviso Calcio 5, Sandro Abate Avellino, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A. La Came vive, come detto, un momento delicato, arriva da una beffarda sconfitta nello scontro salvezza contro lo Sporting Sala Consilina. Per gli uomini di Silvio Roccia è la terza sconfitta consecutiva e ora lo spettro dei play-out aleggia minaccioso a soli 4 punti. In classifica infatti è al 12° posto con 26 punti. Anche la Sandro Abate arriva da una sconfitta contro il Napoli, ma al momento resta salda all'8ª posizione, l'ultima valida per i playoff, con 35 punti a più 7 dal Petrarca. I direttori di gara di oggi sono Ivo Colangeli della sezione di Aprilia, Alessandro Accomando della sezione di Olbia, al crono Daniel Fior della sezione di Castelfranco Veneto. Le squadre sono già disposte sul rettangolo di gioco. Il primo possesso sarà per i padroni di casa della Came, sul pallone il capitano Japa. Eccolo qui che comincia il match con il possesso per la Came Treviso. Walex ancora il rilancio di Pietrangelo a cercare Azzoni che calcia la palla di poco fuori. Il rilancio di Parisi, Ghi a giocarsela, Japa recupera palla a campo, Japa calcia, Japa, Parisi con i piedi, doppia occasione per la Came subito, partita fortissimo, la formazione di Silvio Roscia, primo cambio dentro Sutton al posto di Donin, ma la Came è già scoppiettante in questo avvio. Rimessa per Azzoni, eccolo Sutton, Walex, Sutton allarga, Azzoni cerca Japa, non c'è la deviazione, quindi rimessa laterale per la Sandro Abate. Prova la rimessa in parallela Pina, la palla però esce dall'altra parte, quindi riparte la Came in possesso di palla, ancora gli azzurri con Japa per Sutton, non trova lo spazio per tirare, allora allarga la palla per Walex che va sulla fascia, palla dentro, chiude Pina, riparte adesso Ghi con Japa che si francobolla addosso, la palla dentro, non ci arriva qui il pivot Ghi. Per la fortuna di Pietrangelo che quindi può ricominciare tranquillo. Japa, Walex perde palla e quindi Parisi recupera e fa ricominciare. Pina si accentra in azione solitaria, recupera palla Azzoni, quindi Walex lascia per Japa, calcia, il tiro viene deviato e Parisi riesce a recuperare il pallone e fa ripartire i suoi. Pina prova la palla dentro, ancora Walex, situazione di pressing e di pressione comunque a tutto campo della Came che sta spingendo forte in questo avvio con Walex adesso, Azzoni, Sutton, ancora Walex che si è centrato, in buca per Japa, prova a difendere palla, arriva Azzoni, calcia, deviazione, calcio d'angolo per la Came, sicuramente un avvio convincente ed è quello che i tifosi e anche la dirigenza si aspettava, perché il momento è molto difficile, la Came deve scrollarsi di dosso tutti i timori
Azzoni per Walex, calcia, Parisi si distende, para, Japa, alto. Ripartirà quindi Parisi dal fondo. Lancio da cercare Ghi. Azzoni con mestiere, si appoggia, fa scorrere il pallone, riparte Pietrangelo. Sutton adesso di nuovo in possesso palla la Kame. Walex, Sutton, doppio passo, ancora Walex. Walex calcia, Parisi con i piedi e poi Alex in calcio d'angolo, quindi la Kame avrà un'altra opportunità dal corner con Sutton che va a battere. Diamo lo schema, palla alta per Walex, si calcia al volo. Murapina si era coordinato bene il numero 7 Walex. Ancora Walex se ne va sulla fascia contro Alex, alla fine l'ultimo tocco è di Walex, quasi omonimi anche se Alex è un soprannome. E quindi rimessa laterale per la Sandro Abate che cerca la palla lunga a cercare Ghi che calcia distante però dalla porta di Pietrangelo. Esce Ghi, entra Galletto e riparte da Kame. Sutton, Walex, ancora Sutton, imbucata a cercare Japa, marcato stretto da Pina, palla sopra a cercare Galletto prova l'imbucata dall'altra parte, viene chiuso da Walex che trova Japa molto bene, giocata di Japa per Sutton, Sutton ha spazio per calciare, calcia di sinistro, la palla non prende il giro giusto e finisce in fallo di fondo. Girandola di cambi anche e soprattutto nella Sandro Abate entra anche Di Luccio. Ancora la pressione della Kame. Pietrangelo lascia scorrere. E riparte con le mani per Jack Azzoni. Walex. Si accentra Walex che calcia. Parisi ancora. Sfida aperta tra Walex e Parisi. Per ora la sta vincendo il numero 12 della Sandro Abate che tiene ancora il risultato ancorato sullo 0-0. Di nuovo Walex ancora per Sutton. Walex calcia perché non ha altre soluzioni in quel momento. La palla però è molto molto alta, quindi si riparte con la rimessa del fondo per Parisi. Pina scambia con Galletto, prova a riservire Pina, recupera palla la Kame con Sutton adesso, finta, Walex calcia, murato da Alex e quindi rimessa laterale per la Kame nella metà campo offensiva. Continua il forcing degli uomini di Silvio Rocha alla ricerca del gol del vantaggio. Qui sbaglia l'appoggio Sutton, Japa non può mai arrivarci, esce Sutton, rientra Donin. Rimessa laterale per la Sandro Abate, lancio lungo a cercare Di Luccio, impossibile per il numero 16 arrivare a questo pallone. Perde di nuovo il possesso la Sandro Abate e la Kame dovrà ripartire da una rimessa laterale. L'arbitro richiama Walex più indietro nella posizione di battuta. Luis Felipe, è entrato anche lui adesso sul rettangolo di gioco. Donin, Luis Felipe
Donin ancora, sempre scambio tra i due, ancora Luis Felipe per Walex, Donin, Japa, cercare Walex profondo, la tiene Walex, prova il numero, prova il tunnel, perde il pallone, la rimessa laterale sarà per la Sandra Abate sulla chiusura ottima di Alex. Escono sia Walex che Japa, entrano Musumeci e Di Guida. Forze fresche per la Kame. Adesso Di Luccio, ancora possesso della Sandra Abate. Di Luccio non riesce a controllare il pallone, l'ultimo tocco è il suo e quindi rimessa laterale, anzi rimessa al fondo per Pietrangelo, che riparte. Ancora Donin, Di Guida in buca per Musumeci, difende palla, Musumeci cerca ancora Donin, Di Guida, Donin finta il passaggio, poi con la suola scarica Luis Felipe, Di Guida, Donin dentro per Musumeci, c'è forse un fallo, non viene ravvisato, calcia Luis Felipe sul fondo, ma anche qui ottima la conclusione del numero 8. Continua la Kame a spingere, non trovando però ancora la via del gol, e questo può essere anche un problema con il passare del tempo. Di Guida per Donin, calcia lui, questa volta la palla invece finisce distante dallo specchio difeso da Parisi e quindi si riparte con Parisi che gioca la palla, botta Di Luccio, ancora possesso, botta, cercare Alex, non si capiscono i giocatori della Sandro Abate, quindi rimessa laterale per la Kame con Di Guida che batte per Luis Felipe, ancora Di Guida, di nuovo Luis Felipe, gira dall'altra parte per Donin, Di Guida, bella palla per Donin, attenzione, Donin si allunga la palla, l'ultimo tocco è il suo e quindi si riparte dal fondo, pressione alta della Kame, Musumeci quasi può intervenire vicino alla porta, chiede un fallo Alex, alla fine l'ultimo tocco è il suo e quindi possesso per la Kame Dosson in posizione molto avanzata, quasi un corner, andrà a battere Di Guida. Palla sopra, Luis Felipe calcia ma non benissimo, quindi è facile la presa per Parisi che lancia lungo, bello il lancio per Ghi che difende palla come lui sa fare, ancora Ghi, gioco di gambe contro tre, Ghi scarica a botta, prende gli applausi dei suoi, Di Luccio, palla sopra, ancora Pietrangelo chiude l'angolo, Di Luccio ha lo spazio da calciare, calcia male e alla fine chiude Musumeci. Questa è la prima occasione vera e propria del Sandro Abate. Arriva a 12:42 dal termine del primo tempo, quindi dopo un bel periodo a marchio Kame, ancora Ghi che calcia al volo e c'è il gol di botta per la Sandro Abate sul tiro di Ghi al secondo palo, lasciato solo Botta, fa il gol del 1-0 per gli ospiti. Molto cinici i ragazzi di Piero Basile, 1-0 per la Sandro Abate. Col gol di Botta Di Guida forse subisce fallo, forse no, l'arbitro non ravvisa il fischio e quindi dà rimessa laterale la squadra avellinese. Botta viene pressato, con la sua esperienza si sembrava guadagnarsi la rimessa laterale, invece non è così, l'ultimo tocco è il suo, quindi rimessa laterale per la Kame con Di Guida. Ancora Di Guida che batte, Donin si rifugia a Pietrangelo,
Lancio lungo di Pietrangelo verso la porta, quasi un tiro. Non può impensierire Parisi questa conclusione di Pietrangelo. Lancio lungo di Parisi, anche lui prova la soluzione lunga e la palla anche in questo caso si spegne sul fondo con Pietrangelo che fa ripartire i suoi. Donin ancora di guida, di nuovo il 22. Donin, palla dentro per Musumeci, si libera dalla marcatura di Botta che però lo chiude ancora, perde palla Musumeci. Chi? Pina, Botta, ancora Pina, palla sopra un po' complicata, la recupera solo per un momento Donin, poi Botta guadagna rimessa laterale. Che andrà a battere Alex. Anticipo di Luis Felipe. Donin. Donin prova l'1 contro 1, Donin calcia forte, deviazione di Botta sul secondo palo, chiusura provvidenziale del numero 6, l'esperto Vincenzo Botta, che ha segnato il gol del vantaggio. 40enne Vincenzo Botta con un passato nella nazionale italiana. Luis Felipe, Donin, scambiano 2 calci a Donin, alto. Ancora Parisi con le mani a battere la rimessa dal fondo, lancio lungo verso Ghi, la mette giù Ghi, lotta contro Luis Felipe, l'ultimo tocco è il suo e quindi rimessa dal fondo per la Camera tra le proteste di tutta la squadra irpina, ma continua la Camera a provare a riportare in parità il match. Ancora di guida, riceve palla, scambia con Donin che ha spazio, calcia, palo esterno e quindi la palla poi si spegne sul fondo. Molto sfortunata la Came, ma non è una novità in questa stagione. Di guida chiude il passaggio diretto a Ghi, poi esce, rientrano Sutton e Walex, fuori Donin e di guida. Prova il quinto uomo di movimento subito mister Basile con il veterano Abate, il capitano numero 10, nonché fondatore di questa società in onore di suo padre. ...42 anni... Massimo Abate, qui rischia qualcosina di Luccio. Musumeci non può poi però concludere verso la porta, nonostante comunque la pressione abbia funzionato. Riesce Abate, riparte Parisi, rimessa dal fondo per il portiere nel giro della nazionale italiana. Eccolo qui, Parisi che con le mani va a scaricare il pallone, sbaglia poi l'appoggio Pina, quindi rimessa laterale per la Came con Walex che batte per Luis Felipe. Sutton, Musumeci lotta, difende palla, scarica Luis Felipe. Walex, Sutton, Luis Felipe ancora, prova la palla tagliata dall'altra parte, viene chiuso e quindi riparte la Sandra Abate con Ghi che scarica dietro per Alex. Di Luccio, ancora Alex, palla dentro,
controlla Walex, sbaglia però poi chiede scusa. Il disimpegno, palla esce in fallo laterale quando mancano 9 minuti e 24 secondi alla fine del primo tempo. Il match lo sta conducendo la Sandro Abate col massimo del cinismo. 2 occasioni, un gol. Il gol è di Vincenzo Botta. La Came invece ha avuto molte opportunità per arrivare alla marcatura, ma non ha superato l'ostacolo Parisi. Nel frattempo il direttore di gara sta richiamando proprio Parisi, che non si era messo la pettorina. Imbucata, Walex la intercetta, è proprio lui ancora a lottare con Di Luccio. Luis Felipe la rilancia per Japa, la mette giù il capitano, steso, fallo su Japa. Sutton batte per Giacazzoni. Walex si ripropone il quintetto che ha iniziato il match. Ancora Walex, si accentra sul sinistro, calcia, viene murato da Ghi. Alla fine l'ultimo tocco di Japa su una bella giocata furba di Ghi, e quindi Piero Basile chiama il time out a 8:35 per riordinare le idee e rimettere un po' a posto la situazione. La Came invece segue le indicazioni di Silvio Roccia. In questo time out cercherà di trovare una soluzione alternativa eventualmente, oppure spingere su quello che già sta provando per provare a riportare in parità il match. Un match che fino a questo momento ha visto un ampio possesso, un'ampia predominanza territoriale della Came, ma il vantaggio lo ha trovato la Sandro Abate col massimo del cinismo, come dicevamo, col gol di Vincenzo Botta all'8° minuto. E adesso la Came deve assolutamente continuare a giocare con questo piglio e magari cercare una finalizzazione un po' più concreta e di cercare appunto il pareggio che sicuramente meriterebbe. Time out è terminato, adesso si ripartirà con la rimessa dal fondo di Parisi. Eccolo il numero 12 che lancia lungo verso Ghi, la palla però troppo lunga, quindi Pietrangelo riparte. Walex, Sutton, Japa, palla di tocco, palo e gol! È gol di Azzoni. Eccolo il gol del pareggio della Came. Giacazzoni 1-1 anche questa volta col brivido del palo. La palla però è entrata. Vediamo il replay. Japa apre per Giacazzoni che di piatto la mette dentro l'angolino. Il palo che tocca è quello interno diagonale della porta, quindi era per forza dentro. 1-1 Azzoni, quindi la Came riporta in parità il match. Meritatissimo questo gol del pari per la squadra del presidente Zanetti, che adesso continua il forcing offensivo. Japa tiene la palla sulla linea, ancora Japa dentro per Azzoni. Bella qui la giocata del capitano. Per poco Azzoni non trova la palla per la doppietta personale in pochissimi secondi. Chiude la difesa della Sandro Abate. Walex calcia lui, Parisi chiude le gambe e para. Grande intervento qui perché la velocità del tiro era importante. La Came si è galvanizzata da questo gol del pari e sta spingendo ancora. Walex calcia murato da Pina e quindi rimessa per la squadra di Silvio Roccia. Ancora Azzoni,
profonda in parallela per Japa, tocco di Pina, rimessa laterale per la Kame e quindi 1-1 qui alla Palacicogna di Ponzano Veneto tra Kame Treviso e Sandro Abate. Al gol di botta ha risposto poco fa Giacazzoni. Japa riceve palla, calcia troppo alta, qui la conclusione del capitano della Kame. Parisi al rilancio, ancora Ghi a cercare, fallo di mano di Azzoni, anzi era Alex che aveva provato la parallela e il fallo di mano di Giacazzoni. Quindi punizione per la Sandro Abate. Galletto, Alex, Pina, ancora Alex, Galletto, chiuso da Alex. Pina per Ghi, salta Azzoni, Ghi calcia fuori il tiro di Ghi. E quindi riparte la Kame con Walex dentro per Japa, Walex calcia, Parisi ancora, Japa di testa, alto. La Parisi è assoluto protagonista del match finora, ha parato tutto il parabile. Lancio lungo verso Ghi, contro 3, sempre il pivot italo-brasiliano, sempre un gran lavoro il suo. Qui rischia Alex, recupera palla Donin con esperienza, lascia scorrere, quindi Sutton riparte. Giacazzoni, Donin, Sutton, salta Alex, calcia Sutton, deviazione, rimessa laterale per la Kame. Va a battere Sutton, la rimessa laterale per Donin che calcia, viene murato ancora Sutton. Sutton cerca lo spazio, apre per Azzoni, Azzoni va a calciare ancora murato, riparte da Pietrangelo con i piedi, Pietrangelo lancia lungo teso, di testa Pina, di testa anche Sutton, poi Japa per mettere giù la palla, adesso è alta, viaggia alta, la rimette giù Ghi. E riparte da Sandro Abate con Pina, ancora Ghi, Di Luccio, bella palla di Di Luccio dall'altra parte a cercare Alex, calcia e Pietrangelo fa una gran parata ed esulta giustamente anche Pietrangelo, quindi sfodera le sue qualità tra i pali e nega la gioia del gol ad Alex. Qui calcia fortissimo Donin e dall'altra parte Parisi in calcio d'angolo, occasione da una parte e dall'altra. Adesso gara molto piacevole, Donin calcia, viene murato, sarà quindi rimessa laterale per la Kame Treviso con Sutton che gioca per Azzoni. Donin prova l'imboccata, viene chiuso da Di Luccio, quindi si rifugia in Sutton. Sutton trova Japa che apre per Azzoni, ancora Azzoni per Sutton, centralmente Azzoni calcia, deviato, rimessa laterale per la Kame, andrà a battere a Donin.
Giappa. Donin calcia con i piedi ancora Parisi. Pina la calcia via, la rimessa è ancora per l'Akame, che continua il suo forcing offensivo, il suo momento positivo, alla ricerca adesso del gol del vantaggio. Luis Felipe apre per Donin, ancora Luis Felipe. Donin si ferma, calcia Donin, Parisi la respinge, abbatte, rischia, perde il pallone, attenzione, Sutton! Vediamo cosa decide il direttore di gara, non c'è deviazione, il tiro di Sutton è uscito, proteste dei giocatori dell'Akame, ma grande occasione anche qui per il numero 10, che adesso esce, lascia il posto a Loris di guida, palla sopra di Donin a cercare Giappa a difendere palla con la batte, Giappa ancora a difendere palla, calcia debolmente, rilancio, Pietrangelo esce bene, poi rischia, bravissimo Pietrangelo in scivolata ad opporsi, riparte Giappa di guida, calcia, viene stoppato in calcio d'angolo. E quindi calcio d'angolo per l'Akame. Luis Felipe calcia, murato da Alex, ancora angolo, ancora Akame, ancora di guida dalla bandierina ipotetica, ovviamente, anzi no, è laterale, cambio, rimessa, ingenuità qui di Loris di guida, perché la palla non era posizionata correttamente. Quindi batte Di Luccio. Parisi, lancio lungo, a cercare Botta, non riesce a metterla giù Botta, e quindi rimessa dal fondo per Pietrangelo, con le mani a giocare la palla per Donin, profondo per Musumeci, la tiene in campo, no, non riesce il numero 11 che è arrivato dal Manfredonia, ex Meta Catania. Donin ancora il quinto uomo della Sandro Abate con Galletto, attenzione alla pressione di Donin, Alex rischia tantissimo ma se ne va elegantemente, Galletto calcia molto male. E quindi rimessa dal fondo per Pietrangelo, che fa ripartire l'azione. Luis Felipe, Pacchi del Gaudio, anche lui è entrato a far parte del match, ex Futsal Villorba, ex Città di Mestre. Pacchi del Gaudio, eccolo qui. Donin per Luis Felipe, sul sinistro Luis Felipe calcia, prende il paletto alto esterno alla porta, lasciando qualche brivido sulla schiena dei tifosi della Sandro Abate. Non riesce a controllare qui la palla a Ghi, e quindi rimessa dal fondo per Pietrangelo, che riparte ancora. Donin cercare Musumeci, a lottare alla fine dell'ultimo tocco, e di Pina, rimessa laterale per l'Akame, ammonito il mister Piero Basile per proteste.
Pasquale Del Gaudio sul pallone, ancora lui, palla dentro forte, respinta da Pina e ancora rimessa laterale per Del Gaudio che va a battere per Donin. Donin per Luis Felipe, bella la palla per Musumeci. Musumeci si è girato, non trova spazio, si rifugia in Donin. Finta di Luis Felipe, ancora Donin, ancora Luis Felipe, pressione della Sandro Abate. Luis Felipe riceve centralmente, scarica a Del Gaudio, palla sopra di Del Gaudio, intercettata da Abate. Attenzione adesso, Alex ha spazio, non riesce però a controllare il pallone. Rientra di guida e anche Walex, eccolo qua Walex per Luis Felipe. Prova la giocata, alla fine pallone scivola sul fondo e quindi rimessa al fondo per gli ospiti, con Parisi che lancia lunghissimo. Pietrangelo 1 contro 1 con Di Luccio, di testa il portiere vice capitano della Came. In fallo laterale, di nuovo quinto uomo, di nuovo power play per Basile con Galletto in maglia bianco-verde. Eccolo qua il possesso ancora della Sandro Abate, palla di Pina, finisce direttamente sul fondo, c'è il cambio in porta. Pietrangelo non ha tempo per fare l'azione veloce, quindi riparte dietro. Ancora giro palla del Came Treviso, Walex, Luis Felipe, ancora Luis Felipe, temporeggia, palla sopra per Walex, vediamo se ci arriva. No, ci arriva Alex a chiudere e poi bisticciano i due. Stanno chiarendo i due avversari. Time out per Silvio Rocha e quindi time out a 54 secondi dal termine. 1-1 il risultato. Finora mancano 54 secondi, adesso la rimessa laterale in posizione offensiva per la Came Treviso. Si cercherà probabilmente una soluzione per andare al tiro. Una rete in questo frangente di gara sicuramente sarebbe a livello almeno psicologico importante. Al contrario, subirla ovviamente comporterebbe un brusco momento, diciamo così, e quindi sicuramente sarebbe difficile per la squadra che subisce gol in questo momento di gara poi avere una situazione tranquilla all'interno dell'intervallo, con la pressione di dover poi recuperare la rete di svantaggio. Ma come detto sono solo ipotesi, vediamo come si evolve la situazione con l'azione di Walex che batte la rimessa laterale per la Came Treviso. 54 secondi alla sirena di metà tempo. Walex salì, calcia Sutton forte, colpisce però suo compagno e quindi Donin, quindi rimessa laterale per la Sandro Abate. Con Alex che apre per Parisi, prova la palla profonda per Di Luccio, la palla esce però e quindi Walex per
Sutton di guida, anzi no, Giacazzoni, scusate. No, di guida per Giappa. Sutton si allunga la palla. Pietrangelo mette giù. Ancora Walex. Sutton gioca con la palla e la suola, poi calcia di punta sinistra laterale dalla porta difesa da Parisi. 20 secondi scarsi alla fine del primo tempo. Prova l'azione personale Alex, palla esce, quindi di nuovo Kame. 17 secondi, c'è ancora opportunità. Sutton, palla dentro, cercare Giappa che fa la sponda per Di Guida, però non può arrivarci perché chiude Parisi. L'ultimo tocco è di Di Guida. 8 secondi. Di Luccio prova la palla lunga, Sutton di testa, Giappa la palla, mette giù la palla, difende palla, passa il tempo, manca un secondo. Un secondo al fischio finale. Che finisce qui adesso il primo tempo, 1-1 tra Kame Treviso e Sandro Abate. Al vantaggio iniziale di Vincenzo Botta ha risposto Jack Azzoni per 1-1 con cui vanno negli spogliatoi le due squadre. Una Kame che sicuramente ha giocato un primo tempo più convincente rispetto agli avversari, ma non ha trovato il gol che li poteva portare in vantaggio, e quindi tutto rimandato nella ripresa che seguiremo tra poco qui dal Palacicogna.
Ed eccoci qui al Palacicogna, siamo quasi pronti per questo secondo tempo tra Kame Treviso e Sandro Abate. Il primo tempo si è concluso un risultato di 1-1, parità tra le due squadre, con la Kame che nel complesso è fatta preferire, però il gol del vantaggio lo vediamo qui nel replay sul tiro al volo di Ghi, il colpo di testa di Botta, poi la risposta di Jack Azzoni con la piattella destra nell'angolino per il gol dell'1-1. Ecco il fischio inizio, si riparte, il match è ricominciato. Ghi ancora a difendere palla con il tacco, Jack Azzoni difende bene, va lui e guadagna corner subito. Jack Azzoni qui ottimo in fase sia di interdizione che di proposta. Adesso calcio d'angolo, Walex calcia Murato e quindi di nuovo rimessa per la squadra padrone di casa. Giappa riceve, scarica per Azzoni, Sutton, Walex, Azzoni, uno sguardo a Giappa, poi scarico per Sutton, Walex, palla morbida a cercare Azzoni, chiude la difesa della Sandro Abate con Alex adesso per Pina, Suola per Parisi, Alex in parallela a cercare Ghi, la tiene sul rettangolo di gioco, la scarica a Pina, prova l'imbucata per Ghi, recupera palla bene Walex in azione solitaria, Walex ancora, Walex calcia, deviazione, calcio d'angolo sul tiro di Walex che è partito cost to cost, azione solitaria, grande giocata del numero 7 che se ne va, calcia e Parisi con le mani a deviare in angolo, l'angolo che poi adesso non ha sortito nessun effetto, anzi riparte la Sandro Abate, chiude Giappa, ancora la Kame, Giappa per Walex a ricominciare il possesso. Walex surplus, prova a puntare l'uomo, chiuso da Alex, ancora Walex a cercare Sutton che punta, Sutton suona e calcia, Ghi si oppone, ancora possesso della Kame, Azzoni per Walex, parallela, Parisi legge tutto e interviene in fallo laterale, batte Walex per Sutton, in mezzo per Azzoni, scambiano i due, calcia Sutton col sinistro, palla alta, bella però la triangolazione con Jack Azzoni. Alex sbaglia l'appoggio per Abate, Giappa si gira benissimo, Giappa e Parisi fa un super intervento in calcio d'angolo. Che giocata di Giappa, ma Parisi ha fatto ancora meglio. Ancora la Kame, Walex se ne va, Walex palla dentro, ancora Parisi, pressione molto significativa della Kame che sta spingendo ancora forte anche in questo secondo tempo. Ha cominciato la ripresa come aveva iniziato il primo tempo e come aveva finito il primo tempo, in maniera offensiva. Qui imbucata di Walex per Giappa che difende palla, viene steso Azzoni, murato da Ghi che esulta. Sutton
Imbucata di Walex per Giappa, lascia libero Walex sul fondo, momento di massima spinta della Kame, non arriva però il gol, quindi qui Ghi a difendere palla, però non la tiene in campo. Inizio ancora più scoppiettante rispetto all'inizio del primo tempo della Kame, ma di nuovo Super Parisi a dire di no, soprattutto a Giappa. Eccolo Parisi con i piedi, adesso riceve da Alex, lancio lungo di Parisi, bello, ma Pietrangelo è in vantaggio con le mani, lungo per Giappa, mette giù Giappa, fallo di mano di Giappa, quindi punizione per Sandro Abate, che mette il quinto in movimento perché vuole cercare di mantenere il possesso per spegnere un po' l'ardore della Kame Treviso. Fa passare i secondi Alex a cercare poi la giocata, chi sbaglia l'appoggio e quindi Parisi deve tornare dentro in porta direttamente con l'uscita di Galletto. Quando se ne sono andati 3 minuti e 10 secondi del secondo tempo, ancora 1-1 al Palacicogna tra Kame Treviso e Sandro Abate. Walex si accentra, cerca Giappa, viene chiuso questa volta da Pina e quindi la palla fiscia di Pietrangelo che lancia a lungo, teso ancora Giacazzoni, stop, prova il tiro, non riesce però a concludere, quindi la palla è sul fondo, ripartirà Parisi con le mani. Lancio lungo per Ghi, la mette giù, Ghi apre, attenzione, ancora Ghi riceve, Sutton a intervenire e chiude alla fine Giappa. Arriva poi il tiro di Luccio, ma non impensierisce Pietrangelo, quindi riparte la Kame con Giappa che apre per Azzoni, però l'1 contro 1 chiude Ghi. Rimessa laterale sulla tre quarti offensiva per la Kame Treviso. Se c'è una squadra finora che meriterebbe di essere in vantaggio, questa è la squadra di Silvio Rocha, ma il risultato è ancora 1-1 qui, strattonata di Pina ai danni di Giappa, ma il gioco era ancora fermo, quindi non ci saranno calci di punizione ma solo un richiamo verbale. Si ripartirà dalla rimessa di Walex. Eccolo il 7, Walex di nuovo, scarica per Azzoni, Sutton, Azzoni, Walex, palla sopra a cercare Giappa, la mette giù ancora Giappa, la scarica ad Azzoni, Walex, Sutton, palla sopra per Giappa, la mette giù ancora, con la suola per Sutton, la toccano i difensori della Sandro Abate, riparte Galletto contro 2, sbaglia poi l'appoggio a Di Luccio, in difficoltà vera la Sandro Abate. La Kame in questo secondo tempo è padrona del campo, ma è ancora 1-1 il risultato, con Parisi che se la prende con i suoi. Scaramucce classiche, parata qui di Parisi anche su un tiro che non vale. Parisi continua a essere protagonista di questa partita. Si ricomincia adesso, Walex riceve, calcio d'angolo, si scambia un 5 con Sutton che non gli ha servito una palla comodissima, ma alla fine è corner per la Kame, anzi no, è rimessa laterale per la Kame molto alta, quasi un corner
batte Sutton per Walex, stoppa con la sola, ancora a portare con il sinistro, si accentra e calcia, Parisi con i piedi, ancora Walex di testa, Giappa benissimo, e qui Luis Felipe si divora il gol, anche qui Dakame paga lo scarso cinismo in fase offensiva, in fase realizzativa. E questo alla lunga, come dicevamo anche nel primo tempo, rischia di pesare tantissimo. Nel frattempo è rimasto a terra Giappa, si è alzato anche qualche componente della panchina del Sandro Abate, perché allarmato dalla condizione di Giappa, ha preso un colpo. Giappa che è a terra, cenno di ripresa di Giappa, applausi dalla tribuna, l'incoraggiamento per il numero 12 Arlan Pablo Vieira. Ha preso un colpo, sembra anche sanguinare, è così, Giappa ha del sangue sul volto, adesso vediamo se riuscirà a tornare ad essere della partita. Si lamenta con il direttore di gara per un colpo ricevuto, occhiataccia dell'arbitro, ma Giappa è coperto di sangue, il colpo in realtà c'è stato, e come involontario sicuramente di Pina, ma il colpo c'è stato. Si riparte, botta, palla sopra di Di Luccio a cercare Alex di testa, Pietrangelo, ancora quinto uomo, stavolta è Ghi a mettere la maglia di movimento. Alex, ancora possesso palla della Sandro Abate in 5 contro 4, in realtà è 5 contro 5, ma il portiere è alto sopra metà campo, quindi power play in fase offensiva per la Sandro Abate. Vediamo se andrà ad affondare il colpo anche o solo una situazione di possesso. Alex, ancora giro palla, sembra funzionare, attenzione, palla per Ghi, chiude Alex, l'ultimo tocco di Ghi, la palla è uscita, rimessa per la Kame. Rischia Alex ma si disimpegna, fallo di Galletto, strattonare Alex in ripartenza. Musumeci, Sutton calcia, Parisi ancora si distende e para, rimessa laterale per la Kame. Alex, Sutton, Pietrangelo, palla sopra, imprendibile per Musumeci, quindi riparte Parisi con le mani. Alex, palla sopra a cercare Pina che ha spazio, Pina, tocco sotto con il sinistro, la palla esce dall'altro lato, occasionissima anche per la Sandro Abate qui adesso. Luis Felipe, palla sopra a cercare uno tra Musumeci e Alex, alla fine la palla finisce tra le braccia di Parisi che fa ripartire i suoi. Ancora Alex che riceve ancora a lottare, perde palla, Sutton
Sutton contro Di Luccio, contro Galletto, alla fine il fallo di Sutton ai danni di Alex. Giappa col ghiaccio, tamponato il sangue dal naso presumibilmente, il ghiaccio sul collo per recuperare e per fermare un po' anche l'emorragia, e quindi si spera che possa essere della parità tra poco. Di nuovo Giappa nel frattempo quinto uomo e possesso lento a far scorrere il cronometro per Alessandro Abate con Alex. Accenno di pressione della Kame, Musumeci con Alex, attenzione superiore dell'America, Galletto chiuso da Luis Felipe, ancora Galletto, Alex continua il possesso, Pina, Galletto, Di Luccio, Pina, Alex, palla sopra Zagarghi, anticipo di Musumeci, bravissimo, e quindi rimessa laterale per la Kame con Donin per Luis Felipe. A terra Luis Felipe, non c'è nulla per il direttore di gara. Quindi possesso ancora del Sandro Abate con Alex sopra metà campo. Adesso Alex calcia, chiuso da Luis Felipe, rimessa laterale per la Sandro Abate. Un po' calato la morsa la Kame, più o meno con l'uscita di Giappa. Adesso la Sandro Abate, anche con l'aiuto del portiere di movimento, sta mantenendo un po' più di possesso, sta mantenendo distante la squadra di Silvio Rocha dalla porta di Parisi. Continua il possesso palla col quinto di movimento per far scorrere il cronometro, per gestire la partita della Sandro Abate. 1-1 al punteggio. Pina, Alex, palla sopra, imprecisa per Galletto, che esce, fa rientrare Parisi. Luis Felipe per Donin, parallela di Donin a cercare Musumeci, l'anticipo di Alex, ancora Pina, Ghi, Pina, Ghi, Alex, attenzione, Alex, dentro, Ghi, la palla resta lì, alla fine c'è il gol della Sandro Abate con Di Luccio, il gol del vantaggio ancora una volta come nel primo tempo. Cinica la squadra di Piero Basile, qui la palla viene toccata più volte, alla fine Ghi saggiamente, una gran giocata per Di Luccio sul secondo palo per il gol dell'1-2. Un gol che riporta avanti la squadra campana, ma la Kame ancora come nel primo tempo è andata sotto immeritatamente, però il futsal è questo, conta prima di tutto fare gol, e la Sandro Abate i gol, seppur con poche occasioni, li ha fatti. Musumeci controlla male, la palla arriva a Pina, attenzione ancora Musumeci a recuperare il pallone, la palla finisce fuori, rimessa laterale per la Sandro Abate, che quindi adesso è di nuovo in vantaggio contro la Kame. Parisi, lancio lungo, sta per arrivare di nuovo il momento di Alex e Sutton nella Kame. Donin finta il tiro, se ne va sul destro, Donin calcia sul secondo palo, resta lì ancora, batti e ribatti, alla fine l'ultimo tocco è di Luis Felipe e quindi sarà rimessa dal fondo. Poco fortunata, poco cinica
Akame Treviso. Ed è la fotografia un po' del match. Ancora botta, Pina. Di Luccio, bella la palla in parallela per Pina, anche a spazio. Pina apre per Ghi, si accentra e calcia Ghi, murato da Di Guida, che poi rinvia il pallone. Bene qui Loris Di Guida in fase difensiva. Botta con esperienza, la gioca dietro, la gioca per Di Luccio che la gioca dietro per Botta di nuovo. Possesso palla della Sandra Batte con estrema tranquillità. Pina, bella giocata, ma Di Luccio non tiene il pallone in campo e quindi rimessa laterale per Akame. Walex, col destro alto. Mancano 9 minuti e 10 secondi alla fine del match che è adesso nelle mani della Sandra Abate Avellino per 2-1. Il gol del vantaggio l'ha siglato Di Luccio poco fa. Musumeci scarica la palla, Alex non riesce a dare a calciare perché Alex lo ferma. Musumeci contro Ghi, anzi no, Luis Felipe contro Ghi. Alla fine Ghi perde il controllo della palla, fischia adesso l'arbitro il fallo, anzi no, ammonisce Ghi per proteste. Ghi che ha 21 reti in questo campionato, è il miglior marcatore della squadra di Basile. Di Luccio ha fatto il gol numero 10 in questa stagione, mentre nel primo tempo Botta il gol numero 2 del campionato. Walex calcia murato, ancora Luis Felipe per Musumeci, prova a girarsi Musumeci contro 2, non perde il pallone, non riesce e quindi Ghi, di nuovo Luis Felipe recupera la palla per Walex sulla punta, Parisi ancora, rilancia, attenzione 2 contro 1, chiude Sutton. Per la Kame, Jack Azzoni ha fatto il gol numero 4 di questo campionato. Ancora possesso palla, ancora quinto uomo di movimento, una soluzione che sicuramente è funzionata, ha funzionato fino a qui. Palla sopra, sulla pressione di Walex, di Botta. Parisi rientra di corsa e quindi possesso della Kame con Sutton. Doppio passo, Sutton per Walex. Walex contro Walex. Walex con la punta destra. Musumeci non riesce a impattare. Palla lunga a cercare Ghi, non tiene il pallone in campo. Palla per Walex, attenzione al campo, Walex chiuso, fallo di Alex che viene ammonito, fallo appena fuori area di rigore, in scivolata. Su Walex. La punizione adesso è affidata al 7 Walex. 9 gol per lui finora in questo campionato. Giappa ancora ghiaccio in testa, non sembra in realtà nelle condizioni ottimali per poter rientrare.
batte Walex, chiama lo schema, Walex, scarico, palla altissima di Luis Felipe. Rientra Jack Azzoni, lancio lungo di Ghi, proprio contro Jack Azzoni, difende palla Ghi, scarica dietro una palla difficile, botta con l'esterno per Alex, rischia, Alex intercetta il passaggio, rimessa dal fondo, tanto rischio qui per la Sandro Abate, errore di Ghi in fase di scarico, quindi Alex, parallela bellissima per Galletto che torna indietro ancora da Alex, cerca Ghi, bella palla profonda per Ghi, calcia Sutton, poi grossola Sutton ancora, si disimpegna con Pietrangelo, Sutton con tranquillità, con destrezza per Azzoni, Walex, Azzoni, ancora Walex, pressione della Sandro Abate, Musumeci dalla profondità, Musumeci cerca lo spazio per calciare, non c'è spazio, la difende Musumeci contro due, ancora Musumeci, bravo a difendere il pallone in questo frangente, alla fine l'ultimo tocco però è di Musumeci e fallo di fondo per la Sandro Abate. Alex, palla sopra, cercare inserimento di botta, palla troppo lunga, riparte la Kame con Walex adesso, chiuso bene da Galletto, energico l'intervento, poi vince un contrasto con Sutton, poi Pietrangelo bene, legge la situazione ed esce. Ancora Kame, 6:23 alla fine, possesso della squadra di Silvio Rocha con Walex, palla dentro, il tiro di Jack Azzoni, deviato in angolo, calcio d'angolo. Sei e 10 alla fine del match, corner per la Kame, Walex calcia forte, Walex 2-2, ha segnato proprio lui, qui Parisi stava per compiere l'ennesimo miracolo, alla fine forse anche un pelo di responsabilità, la palla non la vede forse partire, ma il tiro è fortissimo e Walex riporta in parità i suoi 10° gol stagionale in campionato per Walex Raimundo Santos, e quindi di nuovo in parità il match. Adesso la Kame, spinta dai propri tifosi, cercherà il gol del vantaggio. Qui c'è il fallo di Sutton e quindi punizione per la Sandro Abate. Anche in questo caso un gol assolutamente meritato, quello di Walex, visto l'andamento del match. Parisi, lancio lungo, Sutton, Ghi a lottare, la mette giù Ghi, molto bene, scarica la palla per Alex in difficoltà, la palla sopra, Walex di testa, alla fine rimessa, laterale per la Sandro Abate. Pina, ancora quinto uomo per Basile, Pina, gira palla di Luccio, ancora Alex, ancora di Luccio, gira palla del Sandro Abate, cercare di far uscire la squadra di Silvio Rocha.
Galletto che si infila in mezzo con la maglia da portiere. Ancora il possesso, 5 minuti alla fine, 2-2 al Palacicogna. Possesso Sandro Abate, Pina per Alex. Alex prova l'incursione, la lascia per Pina, Pina ha spazio, poi si ferma, lascia di per Di Lucio. Ancora Alex dietro a metà campo. È un possesso palla lungo, prolungato e anche abbastanza lento quello della Sandro Abate, che vuole far scorrere il cronometro. Ancora sempre più indietro la Sandro Abate. Alex a cercare di far uscire i nuovi. C'è il tocco di Galletto sulla metà campo. Galletto dice ne ha fatto solo uno e quindi punizione. Time out chiamato da Silvio Roscia a 3:58 dalla fine del match. 2-2 qui a Palacicogna tra Sandro Abate e Kame Treviso, che per 2 volte è andata sotto nel risultato, 2 volte ha recuperato il match in questo secondo tempo. Gol di Lucio al 10° minuto, ha risposto al 14° Walex per il gol che riporta momentaneamente la partita nel risultato di parità 2-2, ma è ancora lunghissima perché 3 minuti e 58 nel futsal sono un'eternità, lo sappiamo, si può giocare anche nei secondi una partita di futsal e quindi il match è lunghissimo, ancora può succedere ancora di tutto. Silvio Roscia sta dando delle indicazioni ai propri ragazzi per cercare di gestire questo possesso soprattutto, ma anche sicuramente da qui alla fine del match. E infatti eccolo qui la soluzione di Silvio Roscia con Donin, quinto uomo di movimento. Deve e vuole provare a vincerla Silvio Roscia e quindi si prova con il quinto uomo di movimento. Numero 22 Donin. Pietrangelo è pronto qui in postazione di cambio e si riparte. 3:57 Sutton, possesso adesso della Kame per la prima volta col quinto uomo, la squadra di Mister Roccia. Walex ancora possesso della Kame. Pressione di guida, prova, attenzione, porta è vuota, la palla esce sul fondo, rischio qui per la Kame, non giocata benissimo l'azione con il quinto uomo di movimento. Walex ad aprire, adesso fa entrare di nuovo Donin con la maglia numero 22 da quinto uomo. Eccolo qui Donin per Walex. Sutton, Luis Felipe, Sutton, Walex, Luis Felipe di guida, giro palla della Kame che continua a ruotare con i propri interpreti nel rettangolo di gioco. Ancora il possesso con Sutton. Donin, diagonale per Sutton, la palla resta un po' sotto. Di guida Sutton a cercare Luis Felipe, ancora Sutton, bene, quindi si impegna la Kame che riesce ad uscire da una situazione intricata con Walex
Sutton ancora, giro palla veloce, palla dentro, deviazione, ancora Donin, prosegue il quinto uomo della Kame, di guida ancora Sutton, Donin, Walex di destro, deviazione Walex, calcia di guida, la palla sta lì, ancora sulla linea, non entra il pallone e quindi si ricomincia con Donin a fare ripartire l'azione. 1,50 alla fine del match, pressione della Kame, possesso in fase d'attacco col quinto uomo per cercare di scardinare la difesa della squadra di Piero Basile. Ancora Walex di destro sul fondo, time out di Piero Basile. 1,30 alla fine e time out di Piero Basile, cercare di interrompere questo forcing della Kame. Sta riordinando la fase difensiva per cercare poi di recuperare palla e andare a punire la squadra avellinese, mentre Silvio Roccia sta dando indicazioni su soprattutto i due più alti, due cosiddetti pivot in fase di quinto uomo. I due alti devono accorciare, sta chiedendo questa cosa qua in determinate situazioni, sta orchestrando la sua squadra. 1,30 alla fine del match, può succedere come detto ancora di tutto, è lunghissimo. Il match in questa situazione. 2-2 dal fondo Parisi adesso. Alla fine Japa non è più potuto rientrare, ha preso un bel colpo, un colpo importante, un calcio alla testa, e quindi anche per, non so se si sente male, ma comunque anche per precauzione non viene rischiato, purtroppo, perché sarebbe stato sicuramente un'arma in più. Qui Wallace prova l'1 contro 1, perde palla, botta, la calcia di fallo laterale, esce Azzoni, entra di guida di nuovo e Donin al posto di Pietrangelo. 1,21. Sutton, Walex, ancora giro palla della Kame. Sutton con calma, ultimo minuto. Rischio Luis Felipe, Walex a spazio, dentro per Donin, rimessa laterale per Sandro Abate, e quindi 44 secondi alla fine del match. 2-2 al Palla Cicogna. Ancora palla sopra, attenzione, Azzoni anticipo, Walex a chiamare ancora il quinto uomo, entra Donin, Sutton 20 secondi, Walex si sta organizzando l'ultima azione, la Kame cercherà il pertugio, gli ultimi 10 secondi, Walex eccolo qui, dentro, Azzoni murato, attenzione, Azzoni ancora, Walex, Donin, calcio d'angolo, manca un secondo. E finisce qui al Palla Cicogna,
si dividono la posta in palio, un punto a testa tra Kame Treviso e Sandro Abate nel primo tempo, 1-1 al gol di Botta, ha risposto Azzoni. Nel secondo tempo ancora 1-1 per il 2-2 finale a Di Luccio, ha risposto Walex, un punto che smuove la classifica della Kame Treviso che sale a 27 punti, raggiunge l'Actic Network che sta però che non ha già giocato, ha perso contro l'84 e quindi aumenta a 5 i punti di distacco dalla zona playout, un punto che però lascia l'amaro in bocca per come si è svolta la gara, con la Kame che ha dominato in lungo e in largo, ma l'esperienza, la qualità, il cinismo della Sandro Abate ha fatto sì che la squadra di Piero Basile uscisse senza la sconfitta dal Palaciconia. 2-2, Sandro Abate che sale a quota 36 a più 8 dal Petrarca, aumenta il distacco dalla inseguitrice in zona playoff, quindi un punto che sicuramente fa più piacere alla squadra ospite che alla squadra di casa. Tant'è, adesso la Kame avrà la prossima partita il 26 di aprile contro la Fortitudo Pomezia in trasferta, ma il calendario è difficilissimo, ci saranno anche L84, Petrarca, Napoli e Roma per finire questo campionato, un campionato che continua ad essere un po' stregato per la squadra di Silvio Roja. Noi vi salutiamo dal Palaciconia, dunque tutto. Kame Treviso, Sandro Abate 2-2, un saluto da Alberto Mazzerlo.